Vieni, Signore, a salvarci. Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza il peccatore, il Signore ama il giusto, il Signore protegge il forestieri. Vieni, Signore, a salvarci. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio Sion di generazione in generazione. Vieni, Signore, a salvarci.
per te la venuta del Signore è vicina. Non lamentate, fratelli, gli uni degli altri per non essere giudicati. Ecco, il giudice alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanti profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Condividere con voi questa messa, allora per quello sono qua, sono originario del paese
soltanto volevo dire due cose su questa giornata, su questa domenica, un po' speciale, perché sono due tutto l'anno nel quale il prete si indossa questa cassola rosa. È una cosa speciale. Tutto l'anno ci stanno i colori che sempre vediamo, il bianco, il viola, il rosso. Invece il rosa soltanto due domeniche all'anno e vogliono esprimere due cose, diciamo, queste due domeniche. Una che è quella di Quaresima, la quarta domenica di Quaresima, e la terza domenica di Avvento, che è quella che stiamo celebrando. In latino la chiamavano Dominica Gaudete. E Gaudete significa di gioia, di allegrarsi del Signore, è quello che ci invita questa domenica. E questo colore significa che in mezzo a un percorso piuttosto penitenziale c'è sta pure, o deve starci pure, la gioia. Diciamo che la nostra religione, possiamo vedere nel Vangelo, deve essere una religione di gioia, di festeggiare, anche se non sempre serve festeggiare. A volte pure è necessario la penitenza, diciamo la preparazione, ma sempre con questo scopo di festa, di gioia, perché è quello che Gesù è venuto a farci capire, l'importanza che ha quello per Dio. Dio non vuole una comunità triste, una comunità buia, una comunità scura, vuole una comunità allegre, gioiosa, aperta, generosa, che pure gode, diciamo, la vita che Dio ci ha regalato. Allora, per quello è importante, non sono importanti queste due domeniche perché ci fanno capire una parte della nostra religione che è importante pure. Perché vediamo Gesù nel Vangelo, che era sempre così personale, era la mano, festeggiava con i suoi discepoli, vediamo una cena, un matrimonio, era una persona così Gesù, e vuole pure che noi cerchiamo di essere così. Non è che sempre possiamo stare felici, perché nella vita ce ne stanno i momenti difficili pure, ma vuole Gesù Cristo che noi abbiamo al fondo del cuore sempre una gioia più forte di quei momenti tristi e difficili che possiamo avere. E noi dobbiamo sempre chiedergli quello al Signore, quella gioia che viene da Lui, una gioia che viene da Dio, è quella che dobbiamo chiedere. Diciamo che il Natale, con questo finisco, è quello. La venuta di Gesù ci porta forza, speranza, gioia per andare avanti. In due sensi, perché noi abbiamo in mente due venute di Gesù. Una, quella storica, che è successa 2000 anni fa, e noi la celebreremo adesso a Natale con fede, con illusione, con tutta la bellezza che c'è in Natale, pensando stiamo facendo il compleanno, diciamo, di Gesù Cristo, perché è vivo. 2000 anni fa in atto a Betlemme è con noi, è sempre con noi, e festeggeremo quello, ma non soltanto questa venuta. All'avvento pure abbiamo conto della venuta futura, perché Lui ci ha detto che verrà di nuovo in gloria e maestà. Eppure con questa fede, con questa speranza che ci fa andare avanti, noi oggi celebriamo questa domenica Gaudete. Allora vi auguro una bellissima domenica Gaudete, piena di gioia e di allegria a tutti quanti. Credo in un solo Dio, Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che dal Padre prima di tutte
Preghiamo insieme e diciamo: venga il tuo regno di gioia, Signore. Per Papa Leone XIV, i vescovi, i presbiteri e i diaconi, sostenuti dalla preghiera dell'intero popolo di Dio, siano sollecito nell'indicare la via della pace e della gioia. Preghiamo. Per quanti sono alla ricerca del senso della vita, scoprano la bellezza del disegno di Dio e rispondono in un animo generoso alla loro vocazione. Il Signore dona alla sua Chiesa numerosi e santi sacerdoti. Preghiamo. Per coloro che soffrono nella miseria e nella solitudine, non siano abbandonati a se stessi, ma avvertono nella testimonianza d'amore dei fratelli la vicinanza del Signore che viene. Preghiamo. Per i nostri parenti, familiari e amici e benefattori defunti, e per tutte le anime del purgatorio, la luce di Cristo, eternità beata, li ammette nel paradiso beato. Preghiamo. Per la nostra comunità di Santa Maria di Costantinopoli, la venuta del Signore rinnovi i cuori e li disonca in autentico rinnovamento spirituale con opere di giustizia, di carità e di pace. Preghiamo. Per noi tutti che partecipiamo a questa messa, lo Spirito Santo ci concede la grazia di collaborare alla crescita del regno e di camminare con il cuore libero e ardente incontro al Signore che viene. Preghiamo. O Dio, Padre dei poveri, guarda con bontà i nostri cuori, purificali con il tuo amore perché suscitino nello Spirito per la venuta del nostro Salvatore, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, che Dio Padre Onnipotente, per bontà dello Spirito Santo, per onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, possiamo dire: sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, e anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonaci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e ha significati la ragione dell'agnello.
lui è spagnolo e si ritrova a Roma per completare il dottorato in diritto canonico, quindi sarà un notaio. E così ci siamo conosciuti per il matrimonio che ho celebrato ieri e oggi, ecco, è domenica e noi sacerdoti dobbiamo almeno celebrare una volta la messa, quindi così spesso lo rivedremo, quindi sentiti di casa qui in Ignazio. Questa settimana ricordo che martedì inizia la novena di Natale con la messa qui in parrocchia da sera alle 7. Giovedì viviamo l'adorazione eucaristica con la messa al mattino alle 9, l'esposizione del Santissimo Sacramento fino alle 19:30, alle 15 la preghiera della misericordia. Sabato prossimo non faremo attività con i bambini perché ci vediamo con catechisti, animatori e via dicendo per preparare il campo di Natale per i bambini che faremo dal 2 al 6 gennaio prossimo. Domenica prossima poi qui in parrocchia viviamo il ritiro di Natale. Per la messa delle 11 padre Fedele Mattera, che è un frate francescano, dopo si fermerà qui e alle 3 ci sarà la possibilità di partecipare alla catechesi natalizia che è aperta a tutti, quindi volendo ci possiamo preparare anche così alla celebrazione del Natale. Vedete qui al centro dell'altare questa luce. Ieri questa fiammella è arrivata qui nella nostra parrocchia dalla Basilica della Natività di Betlemme, dove da sempre ci sta una lampada accesa che arde proprio nel luogo fisico dove è nato Gesù. È un segno di pace che accogliamo nella nostra comunità. Dopo la messa, se volete, potete prendere la fiammella e portarla a casa, distribuirla anche a chi pensate più opportuno sia poterla distribuire, e così la fiammella non illumina la fiamma. E niente, adesso chi ha portato la statua di Gesù Bambino la alzi. Nel frattempo, visto che oggi è Sant'Aniello, se c'è qualche aniello in chiesa, auguri di onomastica. Il presepe parla la nostra vita perché ci racconta l'amore di Dio che si è fatto bambino, per dirci quanto è vicino a ogni essere umano, quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre a Natale collochiamo nella grotta tra Maria e Giuseppe la statuina di Gesù Bambino. Le statuette che avete portato con voi ci ricordano questo amore di Dio. Mentre invochiamo la benedizione del Signore su queste statuine, non dimentichiamo che è soprattutto da noi che il Signore attende una coerente testimonianza di vita. O Dio Padre Santo, che hai tanto amato gli uomini, che hai loro inviato il tuo Figlio unigenito, nato da te prima di tutti i secoli, degnati di benedire questi bambinelli del presepe, che faranno la gioia delle famiglie cristiane. Queste immagini del mistero dell'incarnazione sostengano la fede dei genitori e degli adulti, ravvivino la speranza dei fanciulli e aumentino in tutti la carità. Te lo chiediamo per Gesù, tuo Figlio amatissimo, che ci ha salvato con la sua morte e risurrezione e che incessantemente intercede per noi presso di te.